finisce una monarchia più che un'epoca, perché gli ultimi 5 anni, in particolare per questa parte del Veneto, li abbiamo vissuti molto, è così da molti anni il fatto del Patreve, quindi del Veneto orientale che gioca un'altra partita rispetto a noi, perché noi siamo considerati periferia dell'impero e Zai ha considerato noi molto periferia dell'impero, perché se proviamo a pensare che per la Pedemontana, che è un'opera fondamentale, giusta e indispensabile, però la Regione Veneto ci ha messo più di 1 miliardo. Sul sistema aeroportuale Treviso-Venezia, il sistema aeroportuale in teoria sarebbe Treviso-Venezia-Verona. In realtà su Treviso-Venezia sono arrivati centinaia, parliamo di centinaia di milioni di denaro pubblico per fare qualsiasi cosa, people mover, servizi, ampliamenti. L'unico cantiere che c'è a Verona lo pagano i soci dell'aeroporto, quindi ce lo paghiamo noi con i soldi nostri anziché arrivare denaro pubblico. Quello che si può e si farà è che mentre adesso in questi ultimi 5 anni di monarchia, dove il Veneto occidentale, cioè Verona in assoluto, Vicenza parecchio e anche Rovigo, sia stati insomma molto poco considerati da Venezia, adesso si torna alla normalità, ci sarà rapporti di forza diverso fra alleati e quindi finalmente anche Verona potrà cominciare a battere i pugni e non aver di più, semplicemente quello che ci spetta.